esiste un unico concetto di salute planetaria che include il benessere della popolazione umana, della popolazione animale, della natura e dell'ambiente, che parte dal presupposto che nessuna specie vivente, quindi inclusa la specie umana, possa vivere in buona salute, in uno stato di benessere, se non c'è una completa salute planetaria. Il progetto One Health and Citizen Science ha lanciato una impostazione innovativa. Tra i 14 progetti che caratterizzano la linea di investimento 1.4 del programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima è quello che più esplicitamente, sia nelle finalità sia nella concreta applicazione delle attività che si stanno svolgendo, punta a introdurre il punto di vista delle comunità e della partecipazione dei cittadini. La valutazione dell'esposizione all'inquinamento oggi è un processo che è basato sull'integrazione fra misure che vengono fatte da stazioni di monitoraggio, punti di campionamento individuati ad hoc in studi di caso e modelli. Modelli sono delle rappresentazioni della realtà fondamentalmente. Tutte queste informazioni sono importanti perché poi ci consentono di indirizzare le politiche di risanamento, poi vengono utilizzate dagli epidemiologi per fare delle stime di impatto sanitario. La complessità è che queste valutazioni, che sono da un punto di vista matematico piuttosto semplici perché si calcolano sulla base di 4 parametri, non ce ne vogliono tantissimi, ma questi 4 parametri sono 4 parametri importanti e delicati, molto delicati, cioè bisogna sapere qual è il tasso di malattia presente o di mortalità o di morbosità presente in quell'area, qual è la popolazione che è davvero esposta e poi c'è da sapere quanto è l'inquinamento e quindi c'è bisogno di tecnici operatori ambientali che aiutano, quindi l'epidemiologia ha bisogno di un lavoro multidisciplinare e poi c'è da sapere quanto effettivamente l'esposizione a questi inquinanti può produrre malattie. I dati dicono molto, ma il racconto delle persone con quei dati dicono delle altre cose che molto spesso non sono evidenti. Il progetto metteva in luce quello che finalmente per tanti anni noi avevamo cercato di mettere in luce e non ci eravamo mai riusciti, che è il problema appunto dell'inquinamento del territorio e soprattutto la relazione che c'è fra l'inquinamento e la salute della comunità. Non salute soltanto dal punto di vista individuale, ma salute intesa come bene collettivo, ambiente e poi il contesto della partecipazione attiva della cittadinanza. Quando si tratta di salute, di benessere, di ricerca, devono essere concetti che devono essere alla portata di tutti. Attraverso quindi una partecipazione condivisa di questo progetto si rimette al centro la persona con le sue caratteristiche e così anche il territorio, dove ciascuno, al di là dei ruoli predefiniti, fa la propria parte. Un importante progetto che abbiamo portato avanti è quello di includere persone con degli handicap importanti, per cui siamo riusciti anche a costruire con loro un percorso di percezione del rischio. Questo è sicuramente il fiore all'occhiello di questo progetto, ce ne facciamo un vanto. Il questionario che abbiamo studiato in questi anni sulla percezione del rischio ambientale è fondamentale per poter fare una ricerca che sia concreta, quindi una ricerca di base sulla quale poi poter andare avanti sugli studi e poter presentare dei modelli di intervento che siano efficienti ed efficaci. Ho 20 anni e sono cittadina di Iglesias. Proprio perché vivo ad Iglesias sono stata chiamata a partecipare al progetto One Health Citizen Science. Ad essere sincera, alcune informazioni sul nostro territorio le ho scoperte proprio quando ho compilato i questionari. Abbiamo sottoposto ad ANFAS la possibilità di collaborare insieme, quindi hanno preso il nostro questionario in formato standard e hanno fatto degli adattamenti cercando di semplificare ancora di più
le domande e le opzioni di risposta. Intanto, come dire, c'è un aspetto fondamentale che riguarda la partecipazione attiva dei ragazzi alla comunità, ma anche la percezione che ogni persona che ha partecipato al questionario ha avuto di far parte effettivamente di una comunità, perché loro hanno sentito che la loro voce conta, che il loro parere ha un significato. Quindi finalmente è un processo di inclusione reale in cui la comunità è stata in qualche modo parte del loro processo di apprendimento. Per comunicare il rischio nel 2025 in aree fortemente inquinate bisogna conoscere molto bene il contesto, la storia dei territori e le persone, le varie fasce della popolazione, come sono state esposte alla comunicazione nel corso del tempo, quanto loro stesse sono riuscite a produrre comunicazione, talvolta spesso anche protestando, e quanto dialogo c'è stato. Tant'è vero che si fa una fotografia dei territori cercando di capire soprattutto il rapporto tra le comunità e le istituzioni. Stiamo mettendo a punto un modello che può essere replicato anche in altri luoghi d'Italia, e quindi diciamo un'esperienza abbastanza nuova, cercando di tenere sempre i piedi sul territorio su cui siamo. Il protocollo di ricerca viene scritto non dai ricercatori e poi sottoposto ai cittadini, viene scritto con i cittadini, anche in base a quelle che sono le domande che i cittadini si pongono. Le situazioni, diciamo, più avanzate sono sostanzialmente tre. Manfredonia, dove c'era una storia che risale a più di 10 anni fa di coinvolgimento della popolazione, la Valle del Serchio e Marghera, dove i comitati autonomamente da più di 5 anni avevano instaurato un rapporto con la regione per avere un'indagine di biomonitoraggio. In Sardegna esistono 2 SIN, oltre a quello sul Cisgrasiente e Guspinese, esiste un altro SIN che è quello di Porto Torres, e sono interessati circa 400.000 abitanti su poco meno di 1,6 milioni abitanti della regione Sardegna. Quando si fanno azioni come gli screening o come interventi dedicati per la promozione e prevenzione della salute, bisogna tener conto di questi numeri, di queste risultanze. Su Marghera, questo è importante, i cittadini hanno partecipato attivamente non solo alla definizione dei quesiti, alla scrittura del protocollo e alla verifica con valutatori esterni del protocollo, ma anche alla raccolta dei questionari. Abbiamo poi condotto effettivamente i prelievi, la raccolta dei campioni, l'informazione alla popolazione, sia nelle scuole dove sono stati raccolti i campioni di urina dei bambini dai 3 ai 10 anni, e attualmente stiamo completando la raccolta invece dei campioni di sangue negli adulti. Per quel che riguarda il Lazio, sostanzialmente quel che abbiamo fatto è georeferenziare i residenti, acquisire da ARPA Lazio, quindi dall'Agenzia Ambientale Regionale, il modello di dispersione degli inquinanti che provengono da queste fonti, attribuire quindi ad ogni soggetto l'esposizione a un inquinante teorico emesso dagli impianti. Il quesito di ricerca Manfredonia è proprio legato alla quantificazione del danno portato dall'insediamento dell'industria petrolchimica. Manfredonia è un po' il paradigma diciamo delle contaminazioni dimenticate, di una popolazione che si è sentita tradita e trascurata dalle istituzioni a tutti i livelli, e ha trovato la forza all'interno della comunità per ricostituire un senso di comunità e una prospettiva politica di impegno comune. Quello che possono fare le istituzioni è porsi in una situazione di ascolto e di costruzione condivisa di strategie di rilancio, che passa in primo luogo per l'umiltà di riconoscere l'assenza che c'è stata negli anni e provi a ridefinire una modalità diversa, una postura diversa di intervento, ma soprattutto di ascolto. Noi abbiamo puntato molto a rendere più consapevoli le comunità di questi luoghi, per poter poi
proseguire anche in maniera autonoma e indipendente nella raccolta dei dati, nella discussione dei dati e nel poi dialogare con le amministrazioni che hanno la responsabilità intanto di modificare l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie, intanto di arrivare a ragionare sul problema delle bonifiche, cioè come risaniamo questo territorio, da dove partiamo. Perché una delle, finalità di questo progetto è quella poi di fornire delle indicazioni ai servizi sanitari per riorientare le loro azioni, le loro attività in quel territorio. L'obiettivo è provare a seminare un po' di innovazione istituzionale che quindi poi vada a informare i rapporti tra tutti gli attori sul territorio, che speriamo siano migliorati e diventati più virtuosi dopo le attività del progetto. Questo è l'innesco di un percorso nel quale si definisce una modalità di relazione tra la comunità, l'amministrazione locale, comunale, l'amministrazione sanitaria sia a livello aziendale che a livello regionale, per provare a strutturare e consolidare un percorso che vada oltre le prospettive del progetto e diventi una pratica ordinaria di intervento in aree contaminate.